Le orme del lupo, questo è il titolo del libro dello scrittore racalmutese Vito Catalano, nipote del celebre Leonardo Sciascia, presentato sabato scorso al Castello Chiaramonte di Favara. L'incontro, che è stato organizzato dal Centro Studi Antonio Russello in collaborazione con il Lions Club Agrigento, Valle del Platani e del comune di Favara, è servito per far conoscere la prima opera del giovane scrittore. Il testo è un giallo tratto da un episodio di cronaca realmente accaduto verso la fine del XVII secolo e racconta le vicende di un lupo che terrorizza gli abitanti di un piccolo centro dell'entroterra siciliano. In letteratura la figura del lupo compare spesso. Tramite il lupo che cosa vuole raccontare ai suoi lettori? Diciamo che un po' ho cercato anche di fare una specie di nuova storia di Cappuccetto Rosso, quasi direi, quindi in questo caso ho cercato di raccontare comunque una storia che potesse piacere al pubblico e un po' fare vedere il mondo della campagna siciliana del passato. E sempre di più uomini di cultura, letterati, poeti, artisti scelgono la nostra città perché sanno che all'interno della nostra città ci sono sensibilità, uomini altrettanto letterati, poeti e cultori della letteratura in grado di poterne accogliere il significato, apprezzarlo e cercare di divulgarlo. È un romanzo che si legge in pochissime battute, in un'ora e mezza al massimo il libro può essere letto, ma ovviamente non per questo il libro non sia interessante, anzi, proprio perché i capitoli sono brevi e sono più affascinanti, e per cui il libro è davvero una opera letteraria, molto probabilmente che darà un futuro certo a questo giovane scrittore racalmutese.